partenza. Like a bird on a tree. Gran Sasso, siamo al 10 di luglio. Gran Sasso. Gran Sasso. Stiamo andando in direzione Rifugio Franchetti. Siamo partiti alle 18 praticamente inoltrate di sera. Abbiamo avuto un attimo da fare. Dopo lavoro, una scappata e fuga. Alle spalle i 2 corni e le pecore giù in valle. Abbiamo mangiato una cosa al volo. Il rifugiere, come dice il babbo di Yuri, ci ha offerto 2 rosticini che saranno quelli che ci porteranno in vetta. Come spaccafiato non è male. Lungo le creste, da questa parte, in lontano non mi ricordo, quando ero giovane, Anni fa. Sentiero del Centenario, parte, vedi dove c'è quello zig zag di sentiero là? Sì. Quello là, la parte là dove svalichi, si chiama Vado di Corno, dietro c'è Campo Imperatore, Sì. tutta la piana, tutta quella cresta che tu vedi Fino in fondo. fino ad arrivare all'ultima vetta fra le nuvole, Ok. che è il Monte Camicia, Sì. la parete appenninica più Questa è storia. inviolata, 1000 metri di parete, Cacchio. una delle più temute pareti nord dell'Appennino, Monte Camicia. Tutte quelle creste vengono denominate Via del Centenario, sono circa 20 km Che da così non sembra. di creste. 600 metri dovrebbero essere circa, ha detto Yuri. Data da cartello 1 ora e 10. E anche Goldrick. E che normalmente i cartelli CAI sono sempre un pochettino più laschi, invece stavolta 1 ora e 10, 600 metri dovrebbe essere abbastanza impegnativo. Era un giorno e 10, Un giorno e 10. forse quasi in giorni. Però magari questo cartello che è più nuovo confronto alla foto ci dirà altro. E infatti Franchetti 1 ora e 55. Ah, adesso mi piaci. Adesso mi piaci. Sentiero 103. Tra le nuvole, sotto le nuvole, nel punto più basso che si vede, la sella dei 2 corni che divide il grande dal piccolo, Che il grande è quello alla nostra sinistra. dove dietro si svalica nella valle, bellissima Valle dei Ginepri, e Valmaone e tutto quanto, si torna a Prati di Tivo. Panorama splendido, nuvolette giuste da Temperatura 20 gradi erano 18. quando al parcheggio sono diventati 16-18 a luglio e sono le 18. Neve in quota, c'è solo in ombra, quindi qualche lingua. c'è solo qualche linguetta, non ci dovrebbero essere disagi a fare la ferrata di domani. La lagna, Guarda, io ho già individuato dove mettere la tenda. immaginavo. Nell'ultimo albero là. Il pianoro è Ah no, ok. sotto, vedi dove è il Sì, Franchetti adesso? sì. Sotto. Ah, va bene. Guardate che posto da tenda. Ara pietra. Ma il sole è ancora alto. E questo spettacolo, sì. Dove il sentiero dall'erba si mette sulle rocce Sì. è il passo famoso delle scalette, che d'inverno con la neve diventa
uno scivolo, naturale, adesso vedrai quando saremo lì sopra, di circa 1000 metri che arriva fino all'autostrada. 1 ora e 10. Funivia la Madonnina, che è questa qua, che si vede. Rifugio Franchetti 1 ora, infatti vi ricordare. 1 ora. Sella dei Due Corni, vabbè, il Corno Grande 2,35. Corno Grande 2,35. Dal di qui. Passaggio tutto in ombra a quest'ora. E questo è il passo delle scalette, come giusto ci porta a voce Yuri. E abbiamo fatto un bel incontro. A 20 metri abbiamo un bellissimo camoscio. Lasciamo il ragazzaccio che è là sulla punta. Sicuramente vorrà trovare l'amante per stanotte. L'ultimo sole sul Corno Grande. E Corno Piccolo. Passare per primo alla porta del Gran Sasso. Ecco la porta del Gran Sasso. Abbiamo il passaporto. Che arietta! Cambio tra l'aria. Sì, qui siamo fuori. Wow! Ho lasciato la finestra aperta. Ufficialmente nel regno le rocce. E qui ci sono tutte le rocce. Sentiero sempre 103, mai fatto una deviazione, diretti verso il Franchetti. Il sole delle prime ore del mattino. Wow. E qui dove abbiamo dormito stanotte, che ieri non rendeva pari. Qua sopra c'è il rifugio Franchetti e noi siamo là con la nostra tenda. Sono le 6 del mattino, come si vede il sole è già alto, quindi bisogna iniziare già a fare colazione e a muoversi. Oggi faremo il Corno Grande con la ferrata a Ricci, che vedremo in seguito. Ecco il Franchetti raggiunto alle 7:15 del mattino.
Lasciamo il rifugio Franchetti, 7:15, ci dirigiamo all'attacco della ferrata Ricci. Il tempo è stupendo oggi, c'è sole, senza nuvole, freschino perché comunque siamo un bel po' in quota, quindi per andare su fino in cima. Eccoci qua, ferrata Ricci, lo abbiamo lasciato là alle spalle e si procede. Wow, è sempre quell'albergo, è sempre lì. Possiamo essere lontanini, che altro in alto. Iniziamo a essere in alto. Considera che là è 2,6, già 2,5 passi. E il rifugio invece è? 2,4. Eccolo, prima mi ero sbagliato, 2,4.
dovrebbe esserci un barettino, un Imperatore. Eccolo, guarda gli arrosticini, è già acceso. Lassù. L'altra è là, la cima. Ciao ragazzi. Ho detto cazzo, questi hanno voglia a quest'ora. Che ora siete arrivati qui? Alle 4 eravate qua. Che prende sole. Boh.
Eccolo là. E anche qui ci siamo. Sì. Aspettavo per non darti dei sassi addosso.